Buon lunedì, è il momento di anteprima corner per fare il punto del fine settimana calcistico per le principali formazioni siciliane. Ci riferiamo chiaramente al Catania, al Palermo, al Messina e anche al Trapani. Ma cominciamo come sempre con i risultati. Vedremo anche fra poco la classifica del campionato di Lega Pro, il girone meridionale. Vediamo allora come sono andate le cose in questo turno. L'11°, Cavese Potenza 0-0, Monopoli Trapani 2-2, Cerignola Picerno 2-1, Altamura Juventus Next Gen 2-0, Avellino 6 Messina 0 a Catania, Latina ha vinto 1-0, poi ancora Taranto Turris 0-0, il Benevento ha battuto di misura la Casertana 1-0, il Giuliano ha perso in casa con il Crotone 3-1, mentre il Sorrento ha battuto il Foggia 2-1. Vediamo allora la classifica che si viene a formare. Il Benevento che prova a prendere il largo, 25 punti, seguito dalla Cerignola a -4, quindi a 21 punti, l'Avellino e il Monopoli a 19, il Trapani, il Catania a 18, poi Picerno, Potenza e Giuliano a 17 punti, 16 punti per il Sorrento, Crotone 14, Altamura 13, Turris a 12 punti, Cavese e Casertana 11, Foggia e Latina 10, a 9 il Messina e il Messina, poi il Taranto 7, chiude la Juventus Next Gen con 6 punti. E adesso vediamo di parlare del Catania. Per questo, come sempre, come ogni lunedì, ci colleghiamo con il nostro Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio. Alessandro, una battuta d'arresto inaspettata per certi versi, ma che in ogni caso forse, non dico si poteva immaginare, ma per come erano andate le cose nell'ultima partita, quella giocata in trasferta dal Catania sul campo del Foggia, qualche defiance, qualche distrazione, qualche mancanza questa squadra l'aveva già mostrata. E ieri in qualche modo ha ripetuto quelli che possono essere dei vizi che questo Catania, il Catania di Toscano, in qualche modo ha palesato in più di una circostanza in questa stagione. Angelo, io scinderei le due circostanze, in quanto a Foggia il Catania giocava in un'atmosfera particolare contro un avversario sicuramente più forte del Latina. Quindi tutto sommato sì, le defaillance a cui facevi riferimento tu ci sono state, ma nell'economia di quella che è stata la partita dello Zaccheria, comunque il Catania ne era uscito bene. E ieri invece il Catania affrontava un avversario di spessore inferiore, a mio avviso, al Foggia, un avversario reduce da 4 sconfitte consecutive, è un avversario con il cambio in panchina. E qui farei una sottolineatura. Il fatto che Boscaglia abbia diretto l'allenamento del venerdì pomeriggio e la rifinitura del sabato, non credo che abbia potuto, tra virgolette, scompaginare i piani del Catania. Parliamoci chiaro, cioè cosa può fare un allenatore con un allenamento e una seduta di rifinitura? Credo ben poco, se non lavorare magari sull'aspetto mentale. Credo che il Catania avesse tutti gli argomenti per venire a capo della pratica latina, e non averlo fatto mi induce invece a fare un'altra riflessione che in qualche modo si lega a quello che dicevi tu. Cioè, i vizi di questo Catania io in questo momento li andrei a affiancare alle prestazioni casalinghe. Perché? Perché numeri alla mano, questo Catania finora ha disputato al Massimino 6 partite, ne ha vinte 3, ne ha pareggiate 2 e ne ha persa una. Quindi ha messo insieme 11 punti sui 18 disponibili, meno di 2 punti a partita di media. Ed è sicuramente una media bassa, ma non è soltanto la media bassa, Angelo, è la constatazione che soltanto in una di queste 6 partite il Catania è riuscito a fare più di un gol. 2 contro l'Altamura, per il resto o non è andato in gol oppure ne ha realizzato al massimo 1. E questo è un indicatore di una difficoltà che evidentemente va corretta, perché ormai le squadre che vengono al Massimino più o meno hanno adottato un sistema di gioco molto chiuso con 5 difensori, 4 centrocampisti e una punta che a volte neanche punta è, perché vanno ovviamente a infittire le zone nevralgiche del campo con tanti uomini
e hanno capito che il Catania in alcune partite ha palesato le difficoltà proprio in costruzione di manovra quando trova degli avversari così chiusi. Solo con l'Altamura il Catania è riuscito insomma, venire al dunque velocemente. In tutte le altre partite sono state partite dove il Catania ha avuto grandi difficoltà, non solo in costruzione, ma ovviamente anche in ambito di finalizzazione. La prova è che oltre a Inglese, il reparto attacco in questo momento non offre delle alternative credibili perché sostanzialmente sono tutti a secco, da D'Andrea a Montalto, lo stesso Stoppa, Jimenez ha fatto un gol a Caserta. Quindi negli effettivi a disposizione di Toscano abbiamo soltanto oggi un giocatore che ha dimostrato una certa prolificità inglese, ma che non ha poi invece delle alternative che nelle partite in casa, alternative in attacco, nelle partite in casa diventano determinanti. E allora c'è da Alessandro, chiedersi, sì, Andro, sì, 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 dimmi, no. dimmi, No, no, su questo poi magari ci torniamo stasera sì, se ci vuoi. torniamo stasera, approfondiamo chiaramente quella che è la situazione. Ma intanto Toscano ieri nel post partita ha detto alcune cose importanti. Sentiamo questi 40 secondi che sono significativi della dichiarazione del tecnico, perché a un certo punto dice partite come queste spesso ci insegnano qualcosa, devono insegnare qualcosa, e poi continua ancora il tecnico del Catania. Sentiamo. Sapevo che sarebbe stata una partita complicata, ce la siamo complicata noi ulteriormente. A volte servono questi schiaffi per capire che ci vuole qualcosa in più per portare a casa le partite che poi dici che sono complicate e poi magari ti trovi a non dare quell'apporto energetico, quell'apporto di cattiveria e di determinazione che servono in queste partite complicate, però servono queste partite. Dal punto di vista dell'impatto fisico, della determinazione, hanno fatto qualcosa in più loro, poi c'è stato quell'infortunio di Gennaro che ci può stare, ma ripeto, queste partite ti devono servire perché o vinci o impari. Proprio o vinci o impari, il concetto mi sembra chiaro, quello che lancia Toscano in queste due parole. Alessandro. Sì, ma tutti, Angelo, anche Certo, lui, nel certo. senso che è chiaro che la prestazione dei giocatori è stata una prestazione al di sotto delle aspettative, però evidentemente la tensione nervosa, la tensione agonistica di questa partita non era a puntino, che invece è stato sempre più o meno il marchio di fabbrica dell'allenatore calabrese nelle precedenti uscite. E qui dico, riparto col ragionamento che facevo prima, bisogna anche cercare di capire se c'è una soluzione a questo mal di gol che spesso e volentieri caratterizza le prestazioni in casa. Io penso che Angelo, questa squadra debba riempire di più l'area di rigore e anche iniziare a pensare di poter giocare con i due attaccanti e magari un trequartista a supporto perché è evidente che Inglese ormai è sorvegliato speciale e non può sicuramente cantare e portare la croce. Io Alessandro, credo ma che io su serva, questo, sì, sì, tu dicevi diciamo, essere più presente in area di rigore, ma credo che il problema del Catania nasca in mezzo al campo. È lì che il sì, Catania è deficitario in questo però, momento, sappiamo ci sono tanti giocatori infortunati, però è proprio però lì. Angelo, tu mi insegni che in Serie C a volte quando ci sono partite così chiuse puoi cominciare anche a ricorrere alle seconde palle, nel senso che se hai due riferimenti in attacco, magari giochi la palla più alta e speri nelle combinazioni tra i due attaccanti in modo da aprire qualche varco e cercare di entrare in area di rigore con più profitto. E questa è un po' la sensazione che ieri era percepibile allo stadio. Quindi qualcosa sicuramente va fatta perché il distacco adesso diventa importante, Eh, non è una sconfitta senza conseguenze, sette è una punti sconfitta sono, pesante, è una eh, sconfitta pesante, 7 punti assolutamente. sono tanti, Sì, Angelo. sono tanti. Un'altra riflessione, magari approfondiamo questa sera. Jimenez da mezzala mi pare di poter dire che questo esperimento non funziona
almeno in questo momento nel Catania, perché Menez è un giocatore che ha bisogno forse di giocare almeno 20 metri più avanti, a ridosso dell'area di rigore, accanto agli attaccanti. Trequartista, Angelo. Trequartista. Quello che dicevo prima, un trequartista e due punte. È così. E allora se tu metti Menez fronte alla porta, gli dai gli ultimi 25-30 metri, io sono sicuro che Jimenez riesce ad essere molto più incisivo di quanto abbia fatto vedere ieri. Tra l'altro in una partita in cui lo stesso Jimenez, secondo me, si è un po' troppo compiaciuto delle sue qualità tecniche. Sì, è stato un po' narciso ieri. Per tirare le somme, vediamo il top del match, per dire che c'è stato anche qualcosa di buono in questa prestazione comunque non positiva del Catania. Sì, di meno peggio direi. Abbiamo dato questa settimana la nomination a Davide Guglielmotti, poi stasera vedremo nelle pagelle chi è il migliore, ma Guglielmotti onestamente ha fatto il suo, è stato tra i più propositivi negli ultimi 25-30 metri, in un paio di circostanze ha anche messo in mezzo dei cross allettanti, ricordo quello su cui D'Andrea ha fallito l'occasione a pochissimi metri dalla porta. Ha dato un contributo discreto, non è il Guglielmotti, per intenderci, della partita col Benevento in casa, in cui veramente ci aveva lasciato impressionati in maniera assoluta per la sua continuità e qualità, però ieri nelle difficoltà è stato uno dei pochi a tenere fino a quando è stato in campo, insomma ha fatto il suo. Grazie Alessandro, ci fermiamo qui almeno per il momento. Grazie Angelo, ci vediamo stasera. Ti aspetto stasera alle 20:45 come sempre con Corner, e per anteprima lo ricordiamo ci ritroviamo invece venerdì come sempre a quest'ora perché si gioca un turno infrasettimanale. Catania giocherà domenica contro la Turris, giocherà giovedì sera contro la Turris, e quindi venerdì torneremo con anteprima Corner e poi in serata con Corner. Ma intanto oggi è ancora lunedì, andiamo per step, andiamo per gradi, adesso ci colleghiamo fra non molto con Marco Gulla a Palermo, prima la sosta. Riprendiamo anteprima Corner come annunciato, adesso andiamo a Palermo per parlare della formazione di Dionisi. Buon pomeriggio a Marco Gullà. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti. Allora, finalmente la fumata bianca c'è stata, il tabù è stato sfatato, 8 mesi per ritrovare la vittoria alla Barbera, sono tanti, sono direi un periodo lunghissimo. Sono tanti, considerato che comunque insomma, le squadre sappiamo benissimo che la propria classifica la costruiscono in casa, è ovvio un dato che è sicuramente negativo. 8 mesi, il vero insomma il Palermo la vittoria poi l'ha centrata anche nei playoff, nel turno preliminare contro la Sampdoria, ma se dobbiamo invece parlare di regular season si sono 8 mesi e forse addirittura qualcosa in più, ecco perché appunto il dato è abbastanza desolante. È tornato comunque alla vittoria, il Palermo lo ha fatto al termine di una partita ben giocata contro la Reggiana, forse possiamo anche dire che è stata la migliore prestazione fino adesso che il Palermo ha sfoderato in questo campionato. Ha giocato molto bene nel primo tempo, trovando le 2 reti con Gomez e con Nerri, poi al contrario invece di quanto è successo altre volte, soprattutto a Modena, Palermo questa volta è riuscito a mantenere il doppio vantaggio. È vero, ha rischiato perché Gomez ha salvato sulla linea una conclusione ravvicinata dell'ex Rosanero Vido, poi però dopo questo momento di sbalzo poi non ha avuto assolutamente problemi e rischi e ha portato a casa i 3 punti, che sono 3 punti decisamente importanti per vari aspetti. Uno perché comunque in classifica il Palermo avanza ed è quinto, 2 perché possiamo vedere la classifica mentre stiamo parlando proprio di classifica, eccola qui la classifica della serie B. Palermo è quinto, 15 punti e a meno 8 dalla Pisa che è in testa, a meno 6 dalla Sassuolo a 21, poi c'è lo Spezia a 20 e la Cremonese a 17, e poi stessi punti ce l'ha la Juve Stabia, e a 14 Sampdoria e Cesena, a 13 c'è il Brescia, poi il Bari assieme al Catanzaro, la Reggiana, al Mantova e alla Sudtirolo, a 11 la Carrarese e la Salernitana, 10 per il Modena, 8 per il Cittadella, poi Cosenza e Frosinone chiudono a 7 punti. Questa è la
classifica, la fotografia del campionato di Serie B, l'istantanea che ci regala il torneo cadetto. Sì, diciamo che quel primo posto del Pisa sorprende un po', perché insomma vedere meglio il Sassuolo secondo me è la squadra fuori categoria, è la squadra che poi brinderà la promozione anche molte giornate prima della fine del campionato, quindi diciamo che il Palermo, se deve ambire a qualcosa di importante, potrebbe anche pensare a un eventuale secondo posto. Il Sassuolo davvero è una squadra fuori categoria, poi ovvio che nel calcio tutto è possibile, attenzione, anche il Parma è andato in Serie A dopo 3 anni e aveva un'ottima squadra, quindi nel calcio, soprattutto in B, davvero tutto è possibile, però in questo momento mi sento di dire che il Sassuolo è una squadra difficilmente da battere. E Palermo deve comunque mantenere questo trend, deve soprattutto adesso inanellare una serie di risultati positivi, e Angelo proprio fra non meno di 48 ore il Palermo scenderà nuovamente in campo e lo farà sul campo del Mantova, che ieri ha perso contro la Sampdoria, ma ha rischiato di pareggiare fino alla fine, un gol annullato dal VAR, a dire il vero molto molto dubbio, e quindi sicuramente il Palermo sul campo del Mantova non andrà per insomma fare una passeggiata, assolutamente no, sarà una gara molto molto insidiosa. Però Dionisi, che in questo momento sta parlando in sala stampa, appunto lo sentiremo poi anche nel corso dei nostri telegiornali, ha già detto che comunque il Palermo sembra essersi ripreso da quel momento di scollamento, ma che adesso servono risultati concreti sul campo. Marco, una domanda la faccio a te, Dionisi non in questo momento perché chiaramente è in sala stampa, come dicevi tu, però cos'è cambiato? È soltanto l'atteggiamento? È cambiato qualcosa anche nel modo di giocare? È cambiato l'approccio alle partite? È cambiato il sistema di gioco, o altrimenti a un certo punto poi le squadre hanno un periodo chiaramente di rotaggio, diciamo così, è arrivato il momento in cui il Palermo ha trovato la giusta sintonia fra tutti i reparti, fra tutti poi gli orchestrali? Angelo, come uomini e come modulo no, non è cambiato quasi nulla. Il Palermo è andato sempre in campo col 4-3-3, probabilmente l'inserimento di giocatori come Verre danno maggiore qualità al reparto, anche lo stesso inserimento di un giocatore come Insigne, che sembra essere davvero un altro giocatore rispetto all'anno scorso, è certamente un quid in più per la squadra, ma io credo che sia cambiato soprattutto in questa partita, attenzione, l'aspetto psicologico, l'aspetto mentale. Il Palermo questa volta ha capito che insomma il vantaggio va ovviamente mantenuto con prudenza, con cautela e soprattutto con una gestione tattica diversa rispetto a quella che magari aveva sfoderato nella gara contro il Modena. Quindi è cambiato soprattutto l'aspetto psicologico. Vedremo se anche nelle prossime partite ci sarà insomma questa nuova forma, diciamo, mentale da parte del Palermo nel gestire, soprattutto nell'approcciare determinate gare. Prima di lasciarti, Brunori come sta? Brunoni ha avuto un problema muscolare, non è andato in campo contro la Reggiana, era in tribuna. Dionisi probabilmente in questi minuti starà affugando magari i dubbi che un po' tutti abbiamo sulle sue condizioni fisiche. Guarda, credo che essendo un impegno così ravvicinato potrebbe nuovamente essere out anche per la partita contro il Mantova e poi magari essere arruolabile invece per l'altra gara che il Palermo giocherà domenica contro il Cittadella in casa. Poi questo mini Tour de Force si chiuderà l'8 novembre contro il Frosinone fuori casa. Frosinone che è ultimo ed è un dato assolutamente incredibile per il campionato cadetto. Bene, grazie a Marco Gullà, buon lavoro, ci racconterai di quello che in questi minuti dice e racconta Dionisi per il Palermo, lo farai nel corso dei nostri telegiornali. Adesso torniamo di nuovo a occuparci di Lega Pro, di Serie C del girone meridionale, perché andiamo a Messina dove c'è Sergio Colosi. Buon pomeriggio Sergio. Buon pomeriggio Angelo. Sergio, fra poco vengo da te, vorrei sentire anche Franco Cammarasana, che so essere collegato con noi da Trapani. Buon pomeriggio anche a te, Franco. No. Non c'è, è caduta la linea evidentemente. Allora parliamo di questo Messina, un Messina che ieri ha preso una brutta, non dico sberla, ma ha preso più di una sberla, una cantonata davvero.
la più brutta partita, dice in sala stampa, però sentiremo il tecnico Modica, della sua gestione. Sono un anno e passa che Modica sulla panchina del Messina mai aveva visto una prestazione del genere. Si sono visti tutti i limiti probabilmente di questa squadra, limiti strutturali, limiti organizzativi, limiti di gioco, di esperienza, ma si è visto anche probabilmente la differenza di caratura, no? Tra una squadra costruita, perché l'Avellino è costruito per giocarsi la promozione, per il salto di categoria, è una squadra che deve lottare, faticare tanto per la salvezza. Sì, Angelo, è come hai descritto, perché il Messina ha evidenziato quelli che sono tutti i suoi limiti, che con grande impegno da parte di questi ragazzi, anche con gli errori da parte di Modica, ma con la grande applicazione durante gli allenamenti che il tecnico dice ai propri giocatori, e si è cercato di colmare in queste settimane per Gian Messina, che ha vinto soltanto una partita adesso in 11 gare, ne ha pareggiate 6, anche alcune con avversari nettamente superiori, come il caso del Benevento, del Trapani, ha pareggiato anche col Monopoli, però prima o poi la coperta è corta e viene fuori contro un Avellino che nelle ultime 5 settimane, con l'allenatore che non ti aspetti, Biancolino, che realizza 19 reti in 5 partite, subisce soltanto un gol contro il Foggia. È una squadra in grandissima ripresa, ma una squadra che ha altri investimenti rispetto al Messina, sembra pronta per disputare un altro campionato rispetto a quello del Messina, che a sua volta non sembra pronto per disputare il campionato di Serie C, è quello che abbiamo sempre detto e ribadito, perché adesso magari i tifosi, i colleghi punteranno il dito su una situazione che però noi raccontiamo da più anni, e il presidente Pietro Sciotto è il principale, se non unico responsabile di questa situazione. Non mi permetto assolutamente di attaccare né i giocatori che si stanno applicando al massimo, né il tecnico, anche se ripeto qualche errore lo ha commesso e lo commetterà, ma come nella logica delle cose, ma il responsabile numero uno è il presidente Pietro Sciotto, che vuole lasciare il segno in questa sua gestione del Messina, così aveva detto negli anni passati, ma lo sta facendo perché il Messina 6-0 aveva perso il 26 settembre del 1937 in Serie B, Verona-Messina 6-0, non accadeva da allora, e per cui già entra nella storia con lui presidente, è arrivato questo risultato, ma adesso bisogna prestare grande attenzione per la classifica e per i prossimi impegni. Della partita di ieri, Angelo, c'è davvero poco da dire. Volevo sentire Giacomo Modica le parole nel post gara del tecnico giallorosso. Mi spiace molto per tutta questa gente che è venuta da Messina e chiedo scusa a loro e chiedo scusa a chi è tifoso del Messina. Mi assumo tutte le responsabilità di questa sconfitta, perché sono il primo responsabile quando ci sono queste debacle che lasciano tanta amarezza e tanta situazione di analizzare poi quello che sarà stata la prestazione nostra, che non c'è stata grandissima prestazione, perché la prima nelle 10 partite che abbiamo steccato veramente in maniera notevole, e quindi essendo il capo responsabile mi assumo la responsabilità delle scelte fatte, della conduzione, di quello che è successo dentro il campo. Purtroppo capita quando si è giovani e noi siamo una squadra molto giovane. Queste sono le parole di Modica. Modica piuttosto teso, nervoso, non potrebbe essere diversamente dopo una sconfitta così pesante, cocente per 6-0. Allora, il futuro del Messina da qui a breve non lo possiamo chiaramente disegnare a lunga scadenza, però adesso ci sono 2 partite, 2 impegni, uno dietro l'altro, piuttosto complicati. Non c'è dubbio, volevo aggiungere solo in 10 secondi che il torto di Giacomo Modica è quello che fa da parafulmine al presidente Sciotto, che è il responsabile numero uno, se non assoluto, di questa situazione del Messina e degli scarsi investimenti che vengono effettuati, perché Modica più di quello che fa, compresi anche i calciatori, non oso pensare alla luce di quelle che sono proprio alla luce di quella che è la squadra e l'organico del Messina, che giovedì sera affronterà la Cavese al Franco Scoglio in una partita delicatissima, perché il Messina di punti ne ha 9, la Cavese 11, Messina che ha vinto soltanto una volta, 4-1
contro il Taranto il 7 settembre, e questo già è un po' la sintesi di quello che è il periodo e anche in prospettiva del campionato che l'aspetta. E poi ci sarà il derby di domenica sera al Massimino contro il Catania, altra corazzata di questo campionato, certamente un altro impegno tutto in salita per il Messina. Palermo, scusami Sergio, a proposito di questo appuntamento, quello che è il derby, cioè il derby tra il Catania e il Messina del Massimino, ricordiamo che sarà trasmesso in diretta, in chiaro, da Telecolor la sera del 3 di domenica 3, fischio d'inizio alle 19:30, ci sarà un lunghissimo pre-partita, cominceremo la diretta alle 18:30, un'ora prima del fischio d'inizio per raccontare quella che è l'attesa, quello che chiaramente sarà il pre-gara, poi seguiremo anche tutti i 90 minuti, ripeto, vi proporremo la partita in maniera integrale e chiaramente ci sarà poi il post partita. Grazie Sergio per il tuo contributo. Ci ritroviamo venerdì, perché Anteprima torna venerdì chiaramente con il punto di quello che è successo nel turno infrasettimanale. Adesso andiamo, ecco sì, finalmente andiamo a Trapani, dove c'è Franco Cammarasana. È un Trapani... Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. È il solito Trapani? È un Trapani un po' pazzerello? Perché è una squadra che non riesce ad avere una sua serenità, una sua stabilità. È già capitato molte volte, magari è andato sotto e poi ha recuperato, però si è trovato sopra ed è stato raggiunto. È successo in casa, adesso è successo in trasferta. Che cosa ha questa squadra, Franco? È una squadra instabile sotto certi aspetti. Io il pareggio contro il Monopoli l'ho definito una frittata, in parte confezionata, e non è soltanto il mio parere, dallo stesso Aronica, che con la squadra in superiorità numerica e in superiorità di un gol a metà della ripresa ha stravolto un pochino l'equilibrio del centrocampo con le sostituzioni di Caric, Crime e Bifulco, e questo un pochino ha dato la possibilità al Monopoli, che fra l'altro ha indovinato, ha azzeccato tutti i cambi, soprattutto con gli ingressi di Virgilio, Bruschi e poi di Vasquez, che è l'autore della doppietta, che ha rimesso in equilibrio il risultato. Ripeto, una partita che il Trapani in parte non dico che aveva dominato, ma aveva controllato, pur contro una squadra che finora aveva subito soltanto 4 gol, seconda in classifica, ripeto, aveva controllato benissimo la partita, segnato 2 gol, ne poteva segnare altri 3 almeno, 3 grossissime occasioni, poi a tempo scaduto al 92esimo e al 97esimo, ripeto, 2 frittate tra virgolette dei difensori, poco protetti a mio avviso dal centrocampo che era stato modificato, e questo ha determinato questo risultato che ha mandato su tutte le furie non soltanto il presidente Antonini, ma un pochino tutti i tifosi che ormai pensavano di avere il Trapani la vittoria in tasca. Si è allungata la serie positiva di Aronica, del Trapani, siamo arrivati al 9 risultato utile consecutivo. Ciò però non basta a mantenere il Trapani a ridosso della capolista, del Benevento, che ieri ha battuto la Casertana, ma con grande fatica, perché la Casertana ieri è stata una squadra che ha giocato veramente bene, e in quel di Benevento. Franco, sulla prestazione del Trapani sentiamo adesso il direttore sportivo Granata, sì, le sue parole. Perfetto. Sentiamolo. C'è giustificazione a questo pareggio, perché ci avrebbe poi dato secondi da solo, 2 punti dal Benevento, ma soprattutto ci avrebbe dato, diciamo, la base di un filotto che poi poteva essere continuato mercoledì. Adesso dovremo analizzare anche nuovamente questo calo inspiegabile, deludente, mortificante, e già pronti per mercoledì per vincere, perché nonostante tutto i nostri obiettivi non cambiano, però noi faremo di tutto per portare questi giocatori a rendere di più anche mentalmente. Abbiamo un minuto, che cosa ci dici dei prossimi impegni, Franco? Il prossimo impegno, mercoledì sera alle 20:45 al Provinciale, arriva l'Avellino, guidato da Raffaele Biancolino, tecnico della Primavera, promosso in prima squadra come la Aronica, d'altro canto, nel Trapani, da 6 partite.
6 risultati utili consecutivi, 5 vittorie nelle ultime 5 partite da parte dell'Avellino, 20 gol segnati e uno soltanto subito, per dirti questa squadra che è forse quella che sotto l'aspetto psicologico ma anche sotto l'aspetto della forma era più quella che gioca un calcio più spigliato, più intraprendente. Attualmente forse è la squadra più in forma di tutto il girone e mercoledì sera per il Trapani sarà un grossissimo banco di prova. Grazie allora Franco, buon lavoro, ci racconterai questa partita nel corso dei nostri TG, buon lavoro anche a te, ci fermiamo con anteprima alle 20:45, ricordo c'è corner, versione estesa tutta dedicata al Catania, chiaramente sempre su Telecolor. Auguro a tutti voi ancora un buon proseguimento con i nostri programmi.